Oggi, 2 novembre 2008, siamo qui nel parco di Via Pio X, Luigi Brunello, che molti cittadini spontaneamente hanno cercato di difendere. Siamo semplicemente entrati perché abbiamo trovato il cancello aperto, quindi non è stato violato nulla. Era semplicemente questo un modo per ricordare così ciò che resterà di quello che è stato questo parco, simbolo del cuore della città di Mestre, che in effetti non ha niente. E ripeto, il cancello quindi lo richiuderemo dietro di noi, c'è comunque una catena con lucchetto chiuso, evidentemente, ripeto, si sono dimenticati di chiuderlo in modo corretto. Quindi in occasione andrò a leggere appunto una poesia dedicata a questo parco, dove potete notare lo scempio fatto finora tra vari scavi e quant'altro. Tristesse, 2 novembre 2008, dedicata a questi alberi del parco di Via Pio X. E oggi, nel giorno dei defunti, piango lacrime insieme alla pioggia di ieri. La sua mano del cielo è venuta a lavarmi, il fango, l'ipocrisia, le parole. Restano poche cose, ancora resistiamo dentro cortecce matura. Ma era Antoli già puoi dirgli, la nostra fine fosse imminente. È scritto da qualche parte che si rinasce. Noi alberi non vorremmo più rinascere uomo mai, rinasce albero perché? Se pochi ci apprezzano e molti ci svendono, io, caro amico mio, me ne andrò, me ne vado, per sempre. Torno alla terra madre, solo lei so mi può amare, di un amore sincero, profondo. Una madre ad un figlio non negherà mai l'ultimo abbraccio eterno. Ricordateci, anche se non servirà. E questa pioggia a cadere è la nostra omelia. L'ultima di novembre finisce così, un gesto a metà che non rivedrà primavera. Rimarrà qualche foglia di settembre trascinata dal vento. Noi saremo già cenere, quando il sole sarà di nuovo alto, quando nessuna gemma lascerà. Grazie. Roberta Vassalli, 2 novembre 2008. Dicevo, con questa sensibilizzazione fatta dai molti cittadini, di molti cartelli attaccati, varie poesie, vari articoli, dei vari giornali che si sono interessati, la cittadinanza stessa, presente, attenta. Speriamo che appunto tutto ciò serva in fin dei conti a qualcosa, che non siano state parole quindi così buttate al vento e che qualcuno accolga questa esortazione, questa preghiera. In fin dei conti il parco, questo piccolo parco, serve perché Mestre non ha più niente. Sono a rischio 106 alberi a Favaro, come sono a rischio anche in Via del Tinto altri alberi. Alberi che l'uomo vuole distruggere, ma che non sa praticamente o non vuole riconoscere l'importanza estrema che loro hanno nel contesto, perché sono importanti e quindi io credo nella possibile convivenza fra cemento, palazzi, quindi costruzioni, e quantomeno verde che deve esistere, perché così deve essere se vogliamo continuare ad esistere insieme a loro. Questo volevo dire. Grazie.
Dimmi. Volevo dire, accompagnato a queste immagini, di queste riprese, stiamo facendo questo ulteriore carrellata di immagini su questo settembre che è arrivato molto prematuro, devo dire, su questo parco, si è abbattuto come un ciclone, senza che vi fossero affissi cartelli e che tuttora appunto mancano, quindi non c'è né scritto vietato l'ingresso oppure lavori in corso. Quindi è stato creato tutto questo, quindi hanno fatto dei carotaggi per cercare, però delle archeologhe che insomma hanno fatto dei lavori, non so cosa abbiano trovato di preciso, qualche resto di sicuro magari, però non lo dico perché se non lo so per certezza non ho da dire. Appunto, come dicevamo, il parco è stata tolta l'acqua, questo lo ripetiamo insomma, è stata tolta l'acqua in piena estate, era luglio grosso modo e sta continuando a mancare anche perché ovviamente non è stata più ripristinata perché poi si è passato giustamente, fra virgolette, a fare i lavori. Quindi è stato messo tutto così a soqquadro, è stato smontato il gazebo che in origine risiedeva